Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento. Anche quest'estate l'Etna ci ha regalato uno dei suoi grandiosi spettacoli con eruzione, fontana di lava e anche quelle spettacolari colonne di cenere che poi ricadono, come sanno bene i catanesi, alle pendici dell'Etna. E anche Catania ha avuto la sua dose di pioggia di cenere vulcanica che ha ricoperto strade, case, piazze, monumenti. Purtroppo la raccolta, lo abbiamo documentato anche nel nostro telegiornale, va a rilento e quindi dovremo convivere probabilmente non solo per alcuni giorni ma addirittura per alcune settimane con questa presenza di sabbia vulcanica e tanta preoccupazione circola sui rischi per la salute. Oggi parleremo proprio di questo con i nostri ospiti. Allora, qui con me in studio c'è la dottoressa Rosa Lofaro, specialista di igiene e medicina preventiva dell'ASP di Catania. Benvenuta. Buongiorno. In collegamento Skype c'è invece Claudia Crimi, professore associato di malattie respiratorie dell'ospedale Policlinico San Marco. Benvenuta anche lei. Buon pomeriggio. E poi parleremo anche con Filippo Marano, dirigente dell'oculistica dell'ospedale Cannizzaro. Benvenuto. Salute a tutti. Grazie. Allora, dottoressa, è vero che è una situazione ciclica con cui purtroppo a Catania ci dobbiamo confrontare. Ecco, in generale, quali sono le misure precauzionali da adottare per evitare, poi vedremo se ci sono dei rischi? Sicuramente i rischi sono legati particolarmente alla dispersione delle polveri sottili che contengono le ceneri vulcaniche, che soprattutto in questi giorni in cui le condizioni climatiche non favoriscono la dispersione e il movimento dell'aria, perché abbiamo questa sorta di cappa sulla città, vengono sollevate appunto dalle macchine, dai ciclomotori e quindi vengono poi inalate dai passanti. Quindi sicuramente importante che venga avviata, anzi completata perché è già stata avviata, ma sicuramente che venga in tempi brevi la pulizia, lo spazzamento delle strade da parte delle amministrazioni comunali, infatti. Ma per quanto riguarda il comportamento del singolo cittadino, ci sono alcuni accorgimenti che anche nel condurre le pulizie ordinarie dei nostri spazi privati sicuramente vanno attenzionate. In modo particolare l'uso, cioè per la pulizia non utilizzare i soffioni, questi famosi soffioni che rappresentano l'arma principale con la quale appunto cerchiamo di danno l'illusione di pulire velocemente, ma in realtà al di là del fatto che questo non è, perché le polveri che vengono sollevate poi ricadono, per cui in ogni caso la pulizia non è mai completa con l'utilizzo, però praticamente il sollevamento delle polveri sottili comporta la conseguente respirazione e quindi soprattutto in persone che sono fragili o che comunque presentano già malattie di tipo respiratorio possono determinare delle conseguenze, per cui se non se ne può fare a meno, perlomeno utilizzare mascherine FFP2 o FFP3 ben aderenti al viso, in maniera da appunto ridurre al minimo questa inalazione. Ecco, questa dell'inalazione è una delle preoccupazioni più ricorrenti. Dottoressa Claudia Crimi, appunto lei è una pneumologa, ci è arrivato appena adesso un messaggio, ci chiedono: è vero che la cenere vulcanica contiene carbonio, elemento cancerogeno? Questa è una tra le tante preoccupazioni. E le chiedo anche io, allora queste mascherine che avevamo un po' messo da parte dopo il Covid, tornano adesso utili? Sono di conforto in questo caso? Sì, intanto grazie per la domanda che mi permette di fare una precisazione. Non è il carbonio che è contenuto nella cenere vulcanica, bensì il silicio, i cristalli di silicio che possono essere poi depositarsi nel polmone. Ma l'aspetto più interessante e più importante è appunto dell'importanza dell'uso delle mascherine, soprattutto nei pazienti che sono affetti da malattie respiratorie croniche come per esempio l'asma o la bronchite cronica, perché effettivamente l'inalazione di queste polveri irritanti, che in base alle particelle delle polveri stesse, quindi
quindi quelle più fini e sottili che possono penetrare all'interno delle vie respiratorie e determinare quindi fattori irritanti che scatenano i sintomi respiratori. In caso di malattie preesistenti riacutizzano una preesistente asma bronchiale, una bronchite cronica con i sintomi che sono prevalentemente questo senso di dispnea, quindi di mancanza di respiro, senso di costrizione al torace, tosse, a volte anche sintomi nasali, quindi di prurito nasale che spesso capitano. Quindi più che il carbonio è il silicio che è responsabile di questo fattore. Poi un altro aspetto importante quindi è il contenuto anche minerale all'interno di queste particelle, ma ripeto, le particelle più sottili sono quelle più dannose per l'apparato respiratorio, e le mascherine sicuramente per i malati affetti da pazienti affetti da malattie respiratorie croniche sono sicuramente una strategia di intervento molto utile. Quindi lei le suggerisce soltanto per le categorie più fragili, non per tutti? Allora, sicuramente per le categorie più fragili sono sicuramente un aiuto, ma sicuramente anche per gli operatori, chi si trova a dover, anche chi non ha affetto da malattie respiratorie, comunque potrebbe avere una predisposizione, sono sempre dei fattori irritanti, quindi chi si trova anche amatorialmente voler pulire vicino casa, togliere autonomamente la sabbia, questa cenere vulcanica, potrebbe essere utile utilizzare la mascherina come strumento di protezione. Ecco, non deve essere un fattore allarmante per tutti, però sicuramente le categorie a rischio, quindi chi si occupa fisicamente della manutenzione delle strade o magari nei paesi più vicini e più limitrofi che hanno avuto una quantità maggiore di deposizione di cenere nelle zone appunto abitate, magari possono utilizzarle con più assiduità. Ecco, invece vado adesso al professore Filippo Marano. Un po' invece quella sensazione di fastidio agli occhi la proviamo un po' tutti, perché c'è proprio un effetto abrasivo di queste particelle, in particolare durante la ricaduta della pioggia, ma anche perché questa polvere non solo viene sollevata dai mezzi se si cammina lungo la strada, ma viene anche poi ridotta in particelle ancora più piccole, quasi delle polveri sottili, no? Sì, infatti noi come oculisti vediamo un effetto diretto di questa patologia, perché questi corpi strani molto spesso si posizionano al di sotto della palpebra e possono recare parecchi danni se non vengono lavati in maniera appropriata, se non vengono rimossi in maniera appropriata e viene fatto tutto un po' fai da te dal paziente. E molta attenzione devono dedicarla ai soggetti che soffrono già di patologie oculari, pazienti operati o recentemente operati con delle patologie concomitanti. Queste persone ancora con più attenzione devono essere ben attenti ad evitare l'insorgenza di queste patologie correlate alla presenza di questo materiale estraneo. Ma voi avete un'incidenza maggiore di casi di persone che si presentano perché hanno congiuntivite o fastidi particolari? Devo dire che non è un incremento enorme, perché le persone sono abbastanza, oramai si proteggono abbastanza bene, però indubbiamente c'è. Una cosa che voglio dire invece, accanto a questa patologia diretta legata alla presenza di questi corpi estranei all'interno dell'occhio, noi abbiamo riscontrato anche una patologia traumatica. Molti pazienti anziani sono predisposti a delle patologie, cadono, scivolano, abbiamo riscontrato pazienti anziani con una traumatologia importante fronto-orbitaria causata anche da cadute proprio per la presenza di questa cenere che è particolarmente scivolosa. Assolutamente, certo, non li includevo tra i danni diciamo diretti per la salute, ma ovviamente le scivolate sono all'ordine del giorno. Volevo fare io una precisazione relativamente alla domanda che è stata posta dal telespettatore sulla cancerogenicità della cenere vulcanica. In realtà diciamo che i componenti maggiormente cancerogeni sono i metalli pesanti che sono contenuti nella cenere vulcanica e anche una frazione comunque di radioattività, di radionuclidi naturali è frequentemente stata riscontrata nelle ceneri vulcaniche, quindi l'attività cancerogena è legata prevalentemente a queste sostanze, però voglio anche confortarli perché queste sostanze determinano un effetto cancerogeno occorrono tempi molto lunghi ed esposizioni molto prolungate, per cui
diciamo che un particolare aumento di incidenza di particolari categorie di tumori che noi rileviamo in alcune parti dell'Etna, soprattutto nel versante est dell'Etna, non è legata tanto appunto a questi episodi, diciamo, sporadici quanto praticamente proprio all'emissione di costante, a volte che sembrano semplicemente di vapori, ma che comunque contengono sempre delle sostanze nell'aria, e quindi l'abbiamo più correlato appunto col fatto che gli sbuffi, diciamo, che vediamo, quelli innocui, che noi consideriamo innocui, che vediamo sempre sulla nostra montagna, che hanno sempre più spesso proprio per la direzione dei venti, una direzione verso est-sud-est, coincide con un aumento di alcune patologie tumorali in quella popolazione. Quindi... Infatti io, spulciando un po' su internet, ho visto che c'era uno studio dell'Università di Catania sull'incremento del tasso di tumore alla tiroide. Esattamente, era questo proprio, sì. Sì, quindi su questo c'è una certa convergenza. Tornando invece alle precauzioni che appunto bisogna adottare per affrontare questi episodi sporadici, dicevamo le categorie fragili, ma qualcuno ci chiede anche, non è comunque la prima volta che succede, ecco, non esiste già un decalogo di regole da adottare o di protocolli da applicare immediatamente? Stiamo vedendo che per esempio sul fronte della raccolta si procede un po' a rilento, però di certo, diciamo, l'Etna non si sposta da qua, no, rimane assolutamente. Infatti diciamo che negli ultimi decenni ormai l'Etna ci ha abituato a questi episodi sporadici, e a seguito di questo è intervenuto sia il legislatore sia le amministrazioni si sono comunque attivate per fare proprio dei veri e propri piani di protezione civile proprio per fronteggiare queste situazioni. Tra l'altro appunto la Regione, l'assessorato alla salute ha emanato anche delle linee guida comportamentali che un po' poi, diciamo, riportano quello che abbiamo detto finora, cioè quello di evitare di uscire durante appunto la pioggia di cenere, ma anche quando ancora la raccolta non è stata diciamo perfezionata. E quindi qua non dovremmo uscire un po'. Esattamente, se non è necessario. Diciamo che in questi giorni ci aiuta il caldo a fare a meno di uscire in qualche modo. Poi anche il fatto, appunto, che mi ricollego anche a quello che diceva il collega Marano, cioè se per caso la cenere va nell'occhio, piuttosto che cioè evitare di strofinarsi, cioè questa è una cosa stupidissima, però è un gesto istintivo che deve essere evitato, perché può causare delle lesioni a livello della congiuntiva, mentre è più facile cioè cercare di lavare appunto con abbondante acqua l'occhio che magari è stato colpito. Poi appunto evitare di utilizzare calzature che possono essere, soprattutto le persone anziane, che possono determinare appunto scivoloni sulla cenere e possono anche determinare traumi di tipo ortopedico. Per quanto riguarda poi anche gli alimenti, diciamo in base alla stagione siamo più o meno colpiti. Ricordo qualche anno fa in cui praticamente l'episodio si è verificato d'inverno e avevamo dei cavolfiori che praticamente erano immangiabili, perché per quanto potevi lavarli comunque erano sempre ricettacoli di cenere. In questo momento per fortuna abbiamo anche poche verdure a foglia larga, per cui diciamo che la pulizia sia di frutta che di verdura, per lo più ortaggi, in questo periodo è abbastanza semplice da attuare. Ecco, vado adesso dalla dottoressa Crimi, diciamo, eviterei l'ingestione sicuramente, anche se può capitare casualmente. Dico, per voi è una situazione diciamo, che genera una certa allarme, apprensione, oppure tutto sommato, se è contenuta nel tempo, non crea, diciamo, vere e proprie preoccupazioni? Ma in realtà per noi è una situazione un po' di allarme, perché chi soffre soprattutto di asma, una inalazione di queste polveri, come qualunque altro irritante, può rappresentare un fattore scatenante della crisi asmatica. Ed è vero che siamo tutti bramosi in attesa di un perfezionamento della pulizia, delle strade, però non ci dimentichiamo che queste micro inalazioni, anche se adesso quella che ci sembra più grossolana, poi abbiamo i tetti, il vento, i camion
che anche piccole particelle magari quando passano i mezzi pesanti possono sollevare, quindi è una situazione che adesso è sicuramente eclatante, ma che comunque per i malati che sono già affetti da patologie croniche possono essere diciamo, degli stimoli irritativi che perdureranno un po' nel tempo, perché ripeto appunto la pulizia dei tetti comunque non è una pulizia ordinaria che viene fatta e comunque basta il vento, quindi questi accorgimenti io direi che vanno per appunto queste categorie già che sanno di avere una tendenza appunto all'asma bronchiale, alle bronchiti croniche, ecco, di mantenere una certa attenzione un po' più prolungata nel tempo, perché bastano queste piccole micro inalazioni per scatenare una crisi, ecco, quindi in questo senso sì, c'è un momento di allarme perché una piccola incidenza in più ci può essere, come succede nel periodo della pollinazione per il paziente asmatico, ecco, la tratteremmo, insomma, diamo un'importanza relativa a una sorta di stagionalità legata all'eruzione. Ovviamente nel caso dell'insorgere di sintomi evitare il fai da te, o c'è qualcosa che si può fare, oppure insomma ovviamente rivolgersi allo specialista? Sicuramente innanzitutto chiedere consiglio al medico curante, che è sempre il punto di riferimento del paziente e deve esserlo sempre, e sicuramente prontamente saprà dare dei consigli. Il paziente già noto che sa di avere una patologia respiratoria cronica ha già tutte le armi a sua disposizione per gestire la fase acuta e poi eventualmente richiedere una consulenza specialistica se dovessero perdurare i sintomi, nel caso in cui insomma ci fossero dei problemi che si protraggono più del dovuto. Dottore Marano, parlavamo per i problemi respiratori delle mascherine. Per quanto riguarda invece quelli agli occhi, cosa suggerite? Classici occhiali da sole sono sufficienti in questo caso? Assolutamente, per tutti i lavoratori esistono già degli ausili protettivi che sono, diciamo, già effettivamente usati di routine. Per le persone normali ovviamente affidarsi a delle lenti da sole quanto più protettive possibili, avvolgenti, se proprio non si può fare a meno di uscire. Il suggerimento ideale che la dottoressa poco fa ha menzionato è evitare totalmente il fai da te. L'unica cosa che il paziente può fare è un lavaggio con soluzione fisiologica e, qualora il fastidio non dovesse passare, immediatamente recarsi al pronto soccorso, perché i danni dell'astrofinamento sono molto gravi, possono colpire la cornea, dare delle cheratiti, provocare delle infezioni, e quindi questo è assolutamente consigliabile. Ecco, i bambini in questo caso noi possiamo considerare soggetti fragili da questo particolare punto di vista? Sì. Assolutamente sì, perché mentre l'adulto si gestisce e riconosce molto immediatamente la patologia, il bambino a volte può non riferire prontamente al genitore questo disturbo e si può cronicizzare in maniera un po' più importante. Anche la visita del bambino diventa un po' più impegnativa, ecco perché per i piccoli le attenzioni devono essere moltiplicate. Quindi rispetto a un bruciore o un fastidio agli occhi, per semplificare, soluzione fisiologica, neanche colliri un po' così questi blandi? No? Quindi soluzione fisiologica oppure un risciacquo abbondante? Se non passa, immediatamente pronto soccorso. Allora, noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo per continuare a parlare di eventuali rischi per la salute da cenere vulcanica. Tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, ricominciamo a parlare degli effetti, di eventuali rischi dalla vicinanza della cenere vulcanica nella zona di Catania e della provincia di Catania. Con noi in studio c'è la dottoressa Rosa Lo Faro. Ci ricordava lei stessa che suggeriva di evitare di uscire troppo, di esporsi troppo, soprattutto se è soggetti fragili. Un rischio che aumenta con le due ruote, ovviamente girando il motorino l'inalazione è ancora maggiore. Sì, infatti le amministrazioni comunali, diciamo immediatamente, che sono comunque responsabili anche dell'evento emergenziale, si dotano quasi sempre di ordinanze sindacali, appunto, che limitano, anzi proibiscono l'uso dei ciclomotori e limitano anche per gli autoveicoli la velocità, proprio per evitare incidenti, perché ovviamente la presenza di cenere vulcaniche sul manto stradale facilita gli incidenti.
diciamo che su questo i comuni intervengono, sono abbastanza, diciamo, organizzati anche col piano di protezione civile, per cui diciamo che intervengono abbastanza diciamo, celermente. Certo, diciamo che noi cittadini non siamo poi così ottemperanti all'ordinanza, perché ho visto in questi giorni, comunque malgrado l'emanazione dell'ordinanza, la presenza dei ciclomotori, dico anche perché il caldo appunto non aiuta in questo senso. Vado adesso invece dalla dottoressa Claudia Crimi. Noi stiamo parlando di cenere vulcanica, ma io voglio fare una piccola parentesi, perché proprio di oggi la notizia che anche il caro e confortevole e tutto sommato protettivo Borotalco viene considerato adesso più pericoloso, addirittura è aumentato il livello di cancerogenità, che è diventato da rischioso, adesso è probabile, insomma è aumentato il livello. Ecco, da questo punto di vista anche lì bisogna evitare di inalare. Voi come vi orientate? Il talco è assolutamente da vietare, nel senso, soprattutto in grande quantità, perché comunque l'inalazione di talco può creare dei problemi respiratori, perché si può depositare, sempre il problema è sempre quello delle particelle che si possono andare a depositare nei polmoni, e quindi lì puoi creare un'infiammazione locale o sistemica che può Quindi da evitare soprattutto proprio per i bambini più piccoli, per il quale poi era nato. Sì. Allora, diciamo che sono certe abitudini che è difficile da eradicare del tutto, però un uso attento è molto poco, ecco, la nebulizzazione abbondante, ecco, da evitare assolutamente, magari delle zone piccole concentrate. L'inalazione è il problema, quindi quella bisogna stare molto attenti a evitarla, ecco. Dottore invece Marano, mi chiedevano, a parte i colliri, le lacrime artificiali vanno bene per risciacquare l'occhio? Assolutamente sì. Le lacrime artificiali sono dei presidi utilissimi che servono per lubrificare bene il sacco congiuntivale, quindi la cornea, e quindi sono assolutamente da consigliare, ovviamente in presenza di un occhio rosso o di patologie, di sintomatologia specifica. Conviene sempre consultare lo specialista e in ogni caso devo dire bandire totalmente l'utilizzo di steroidi topici, di corticosteroidi, perché quelli possono provocare dei ritardi di epitelizzazione, quindi possono essere veramente pericolosi. Siamo quasi in chiusura, vi chiedo un ultimo giro di interventi molto brevi. A proposito dell'acqua potabile, è vero che noi quasi tutti consumiamo l'acqua imbottigliata, ecco, ma c'è un rischio di inquinamento anche delle falde acquifere? No, in questo caso no, perché comunque la nostra città è approvvigionata da acque sotterranee che provengono proprio dal bacino acquifero dell'Etna, quindi comunque sono già acque che prima di essere intubate per essere distribuite attraversano i terreni lavici, che poi hanno la stessa composizione da cui deriva la cenere lavica, quindi no, assolutamente no. Assolutamente no. Dottoressa Crimi, invece un ultimo consiglio che si sente di fare ai nostri telespettatori? Assolutamente attenzione a non uscire nelle giornate molto ventose, perché indipendentemente dalla pulizia o meno delle strade il rischio di inalazione aumenta, quindi nei pazienti soprattutto che hanno delle patologie respiratorie già note, quindi questo è il mio consiglio. Massima attenzione per gli operatori o chi si improvvisa operatore di zona durante la pulizia, insomma, della terra, della sabbia appunto del vulcano, e sicuramente per i pazienti affetti da disturbi respiratori, per esempio l'asma, portarsi dietro il broncodilatatore al bisogno, che potrebbe servire un po' più spesso magari in caso di inalazione inavvertita di cenere vulcanica. Benissimo, dottore Marano, un'ultima battuta? Sì, assolutamente lenti da sole protettive, utilizzare lacrime artificiali o lavaggi con soluzione fisiologica, e in caso di fastidi persistenti consultare lo specialista. Evitare le lenti a contatto? Assolutamente sì, o comunque non evitare, stare molto attenti. I portatori di lenti a contatto sono soggetti particolarmente delicati, perché un corpo estraneo in una posizione sbagliata può creare dei danni veramente seri, quindi i portatori di lenti a contatto sono soggetti estremamente a rischio.
Benissimo, grazie, speriamo di avere un po' tranquillizzato i nostri telespettatori e telespettatrici. Noi siamo in chiusura, ringrazio la dottoressa Rosa Lofaro, specialista di igiene e medicina preventiva dell'ASP di Catania, la professoressa Claudia Crimi, professore associato di malattie respiratorie del Policlinico San Marco, e il dottore Filippo Marano, dirigente oculistica ospedale Cannizzaro. Grazie naturalmente anche a voi che ci seguite da casa. Arrivederci. Arrivederci.